Si tratta della prima manifestazione che facciamo all'indomani di una legge varata dal Parlamento che riconosce a livello nazionale questa giornata di memoria di tutte le vittime delle mafie. A me piace usare il plurale perché le mafie hanno una connotazione diversa, lo hanno avuto storicamente, ce l'hanno territorialmente e soprattutto dal punto di vista dell'evoluzione riconoscono dei percorsi diversi, quindi dobbiamo abituarci e abituare i nostri interlocutori privilegiati in questa ottica di prevenzione, che sono i nostri giovani, a questo modo plurale di intendere le mafie. Noi oggi ricordiamo la memoria dei caduti. Si tratta di diverse centinaia di eroi di una guerra non sufficientemente dichiarata. Il messaggio che vorrei mandare è che, rivolgerò con un appello ai ragazzi di oggi, è quello di provare a diventare eroi da vivi, loro stessi, di non aspettare che si allunghi questa lista con nuove vittime, ma di provare ad adottare ognuno di loro uno dei semplici eroi di cui sentiranno scandire il nome. Si tratterà di dei semplici dipendenti dello Stato, anche dei livelli più modesti. Si tratta di i tre che vengono ricordati oggi: una semplice agente di scorta, un sindacalista degli ambulanti, quindi gente comune che ha semplicemente fatto il proprio dovere. Non voleva combattere le mafie, voleva impedire che i propri diritti fossero conculcati. Questo è il messaggio che dobbiamo dare ai giovani.